E quindi Giovanni Izzo 54,06, primato personale per lui e 14ª prestazione di sempre in Italia. Siamo all'ultima premiazione che ci resta per chiudere il blocco, quella dei 200 dorso assolute. Terza e bronzo per l'Idros, Deborah Bernardi. Seconda medaglia d'argento per Genova Nuoto, Camilla Simicic. E prima e medaglia d'oro Tergeste Nuoto 2:13 e 16, Federica Nocera. Per la serie numero 300 misti ragazze femmine, Greta Gambarotto in 1, Irene De Luca alla 2, Elisabetta Picchetti in 3, Elisa Tecchio alla 4, Gioia Grapeggia alla 5, Letizia Facca corsia 6, Laura Carta in 7, Ginevra Cimarosti corsia 8. E questa quindi era l'ultima premiazione del blocco. Grazie davvero ragazzi e ragazze per la vostra disponibilità al podio. Grazie a Gian Domenico Bezzotto e Carlo Poggiana che hanno consegnato le medaglie come sempre ai ragazzi del Centro Nuoto Rosà. Gemma Dallago 1:14,49 vince la quarta serie.